È il resoconto che ci dà Marco di Gesù che cammina sul mare. Marco, capitolo 6, dal verso 45 al verso 52. Gesù ha appena congedato la folla dopo aver moltiplicato i pani, una giornata intensa per il nostro Signore, iniziata con una prova emotiva umana. I discepoli di Giovanni il Battista erano andati a riferirgli che suo cugino era stato decapitato. E Matteo sottolinea il fatto che questa notizia umanamente colpì Gesù, che volle andare in disparte perché aveva ricevuto la notizia di un suo congiunto umanamente, del maggiore dei profeti decapitato per un capriccio di una danzatrice. E tutte queste cose avevano in qualche modo spinto Gesù a mettersi da parte. E in questo si dimostra umano. Quante volte noi, avendo ricevuto una notizia forte, non vogliamo sentire altro che noi stessi nella solitudine, ci vogliamo far da parte. Ma dice Matteo che mentre lui, ricevuta quella notizia, se ne andò via in disparte, lo raggiunse la folla, che chiedeva, domandava, aveva bisogno. E Gesù mette da parte i suoi sentimenti e predica tutto il giorno. E si fa sera. E questi non mangiano. Folle, 5.000 uomini, quindi chissà quanti e quanti tra le donne e i bambini. E Gesù dice, ho compassione di loro, diamo loro da mangiare. E avviene la moltiplicazione dei pani. Quindi è una giornata intensa. Ed è scritto che poi Gesù decide di congedare da solo le folle, e immagino che se noi ci mettiamo un quarto d'ora, 20 minuti a congedare 60-70 persone, congedare più di 5.000 persone non era uno scherzetto da mezz'oretta. Costringe, il testo originale, costringe i discepoli a salire sulla barca e andare sulle acque. Lui congeda la folla, quindi probabilmente cala il sole quando finalmente è solo, e sale finalmente sul monte a stare un po' da solo con il suo Padre Celeste. E da qui inizia il racconto che leggiamo. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Questo è il cardine del nostro pensiero questa mattina, il verso 47. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare, letteralmente che erano provati nel remare, che erano spossati dal remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, circa le 3 di notte, andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito, letteralmente, egli parlò con loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò. Ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Accomodatevi. Fattosi sera, la barca con i discepoli era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. I discepoli erano in mezzo al mare e Gesù era a terra.
I discepoli erano in un luogo e Gesù era in un altro luogo. Non è una situazione naturale. Non è una situazione naturale nemmeno se noi ci appelliamo alle promesse della parola di Dio, perché il Signore ha sempre promesso che non avrebbe mai abbandonato il suo popolo. Non era una situazione normale, ma era una situazione che il Signore aveva permesso, in qualche modo provocato, per dare una grande lezione ai suoi discepoli. E la lezione era quella, che non doveva esserci situazione nella quale i discepoli erano in un luogo e Gesù in un altro, perché subito si sarebbero accorti di una grande differenza, di un grande problema, di grandi preoccupazioni. E quando i discepoli si trovano sul mare, qui non c'è una tempesta, c'è il vento contrario, che chiaramente nel mare il vento contrario fa increspare le onde, le fa alzare, quindi nel tempo poi si genera il mare mosso e la tempesta. Ma non c'è la tempesta, non c'è un ciclone, non c'è un vortice che travolge, non è come la tempesta nella quale Gesù era già nella barca e dormiva. Qui c'è semplicemente il vento contrario, cioè una situazione abbastanza comune, anzi molto frequente nelle nostre vite. I più ottimisti dicono che qualche volta la vita ci riserva dei venti contrari, ma noi che siamo italiani e quindi culturalmente per natura lamentosi, diciamo che la nostra vita quasi sempre ha il vento contrario. Una situazione frequente, in barca, a remare col vento contrario. E dice la parola del Signore in Marco che Gesù da lontano, questo è un aspetto che sottolinea solo Marco dei tre evangelisti che raccontano questa storia. Gesù fu mosso a interrompere la sua preghiera e raggiungerli dal vedere che loro si stavano stancando di remare. Il problema non era il vento, il problema non era la paura, il problema era che le forze si stavano esaurendo, come quando noi proviamo a pedalare in salita, all'inizio facciamo anche i brillanti, andiamo più veloci dicendo magari con la carica della velocità arrivo alla fine, ma la salita si fa sentire quasi subito e inizia a spingere. E all'inizio pensi che è un po' più faticosa, ma riesci a farcela. Ma viene il momento in cui le gambe si irrigidiscono e ogni singola pedalata diventa uno sforzo enorme e non ce la si fa più, perché la stanchezza è sopraggiunta. La pressione del continuare a remare non si poteva fare a meno, non si poteva smettere di remare, perché il vento era contrario. Smettere di remare significava lasciare la barca in balia della direzione del vento, che era opposta alla direzione dove si stavano recando i discepoli. E Gesù aveva dato loro un ordine, dovevano andare dall'altra parte. Quindi non c'era la possibilità di dire vada dove vuole andare la barca. E quindi dice Marco, vedendo Gesù che i discepoli erano pressati, si stavano stancando di remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro. E qui c'è più che scoraggiamento. Erano stanchi, erano affannati, è qualcosa di interiore, è qualcosa che ci permette di prendere questa storia e applicarla esattamente al vento contrario della nostra vita. Questo termine è un termine che parla di un cedere, di un crollare, di un franare rovinosamente. Maestro, vieni a guarire mio figlio perché soffre moltissimo, disse un uomo al Signore. È lo stesso termine, che si sta stancando molto. I demoni, la legione,
si scontrò con Gesù dicendo: smetti di tormentarci. Ed è lo stesso termine, smetti di stancarci con questa pressione che ci sta togliendo le forze. Grazie a Dio quella volta l'autorità di Cristo tolse le forze ai demoni, li gettò nei porci e liberò quel giovinetto. La barca era pressata, la barca nella tempesta questa volta era sbattuta dalle onde, dice il testo in italiano, era pressata, lo stesso termine, c'era una forza contraria che spingeva questa barca quasi ad andare giù. In Apocalisse c'è un'espressione, il travaglio del parto, che è lo stesso termine. Si affannavano, si stancavano, perché quel vento non cessava di soffiare contro e loro erano lì e si stavano proprio affannando. Mi ricordo quando mia moglie stava partorendo, in certi momenti diceva, crollava, smetteva di spingere ritmicamente, diceva non ce la faccio, sono stanca, non ho le forze. Allora l'ostetrica diceva, dai che ce l'hai fatta, ancora un piccolo sforzo. L'idea è questa, Gesù vide che non c'era una grande prova, non c'era un mostro davanti a loro, ma Gesù vide la pressione su quegli uomini, la vide da lontano. Gesù li vide, pur essendo lontano, Gesù aveva davanti ai suoi occhi i suoi discepoli. Fratelli, Gesù ci vede nella prova. Gesù vede la pressione a cui siamo sottoposti. Gesù vede se andiamo in affanno. Gesù vede il nostro cuore che crolla. Gesù vede lo sforzo sovrumano, mi viene da dire a volte, che facciamo per provare a portare avanti la barca. Gesù lo vede. Gesù è attento, a Gesù non sfugge. E Gesù vede la nostra vita. In ogni momento, in ogni luogo, in ogni prova, Gesù ha ognuno di noi davanti ai suoi occhi, ci vede. Non sfugge nulla di noi al nostro Signore. Non potrebbe essere altrimenti. Lui è venuto per morire per noi. Lui ha dato se stesso per noi. Non può sfuggirgli la nostra vita. Non può rimanere indifferente alla nostra prova. Gesù ci vede. Vide Pietro nel rinnegamento. Vide la consacrazione della vedova che diede 2 spiccioli. Quella vedova non sapeva che Gesù la stava vedendo, ma Gesù la stava vedendo. E chissà qual era la pressione della mente di quella donna. Chissà quali erano le tentazioni del diavolo che diceva a quella donna: non far cadere quelle monete nella cassetta, perché adesso torni a casa e non hai più nulla. Gesù vedeva la consacrazione di quella donna. Gesù vide piangere Maria e gli amici di Lazzaro davanti al sepolcro. Gesù vide il dolore che la morte e il peccato procurano nel cuore dell'uomo. Gesù vide soffrire tutti quelli che gridavano forse nel silenzio. Il Signore vide le lacrime di Anna. Dio vide il popolo di Dio da 400 anni in schiavitù piangere e gridare al suo Dio. Dio vide le lacrime di Ezechia, dice la parola del Signore, quando era malato e quella malattia l'avrebbe portato alla morte. Il profeta lo raggiunge e il Signore dice al re: ho visto le tue lacrime. Gesù vide i discepoli che si affannavano a remare. Gesù ci vede nella prova. Gesù ci vede nella prova. È una prova che Lui ha permesso. Questo è il pensiero che tante volte noi dovremmo fare e non facciamo quasi mai. È Gesù che aveva costretto i discepoli ad andare sulla barca e andare col vento contrario. Ma il pensiero nella prova per noi non deve essere: Gesù ci ha abbandonato,
Non deve essere che ne sarà di noi, deve essere che Gesù, a qualunque distanza noi possiamo essere da Lui, ci vede e vede la nostra prova, la vede perfettamente. E il vedere che siamo nella prova lo spinge a venirci incontro. Andò incontro a loro camminando sul mare. Gesù interrompe quella che era la sua attività preferita, stare col Padre. Ci stava notti intere. Non gli interessava se il giorno dopo aveva una giornata impegnativa. Ogni tanto alcuni di noi fanno il pensiero: non vengo al culto la sera perché poi domani devo lavorare. Gesù stava in piedi tutta la notte e poi lavorava dalla mattina alla sera del giorno dopo, esattamente come quella giornata, una giornata intensa, umanamente sfibrante. A Gesù aveva il desiderio di stare col Padre Celeste nel cuore della notte, eppure quando vide i suoi nella prova interrompe ciò che è più caro al suo cuore, interrompe il tempo di comunione col Padre e alle 3 del mattino si incammina nel punto più nero della notte, nel punto più oscuro della prova. Gesù si incammina e va incontro ai suoi, li raggiunge. L'amore di Dio è in questo, fratelli, che Lui ci viene incontro, che Lui ci raggiunge, che Lui ci chiama. E mentre noi pensiamo che stiamo combattendo da soli, Lui ci raggiunge. E scopriamo che Lui ha permesso che fossimo da soli, perché noi potessimo renderci conto che non dovremmo mai essere da soli. Nel passo in cui Gesù si addormenta nella barca, è scritto che i discepoli presero Gesù così com'era. L'idea è un po', ci suggerisce il testo, che a un certo punto è come se lo prendessero di peso. Gesù non ci interessa se devi mangiare, ti devi riposare, devi fare qualcosa, così come sei, ti prendiamo e ti mettiamo nella barca con noi. Avrebbero potuto fare lo stesso anche quella volta. Gesù li costrinse, ma noi abbiamo altri passi nel Vangelo in cui i discepoli forzarono un po' Gesù perché stesse con loro. I discepoli sulla via di Emmaus, arrivati a destinazione, Gesù fece, vi ricordate, come se dovesse proseguire, ma loro gli dissero: non proseguire, rimani qui perché si fa sera. Gesù permise quella lezione perché i discepoli imparassero che dovevano perseverare nell'invocare la presenza del Signore nella loro vita. E anche se Gesù avesse obbligato, loro avrebbero dovuto dire: Signore, come Mosè, vi ricordate? Noi di qui non ci muoviamo se tu non vieni con noi. Ci fu una grande lezione per loro. Ma compresero che non c'è punto più nero della prova dove Gesù non può arrivare agevolmente e raggiungerli. Gesù non solo ci vede nella prova, Gesù ci viene incontro nella prova, Gesù ci raggiunge, anzi Gesù è già in movimento in questo momento nei luoghi spirituali e ci sta raggiungendo. E notate che è scritto in tutte le versioni di questa storia. Addirittura in Matteo c'è un aspetto che parla di Pietro che cammina sul mare, ma anche qui è scritto che il primo pensiero di Gesù nella prova è di parlare al cuore dei suoi. Noi non avremmo fatto questa scelta. Noi avremmo, potendo disporre dell'autorità di mettere a tacere il vento, avremmo subito detto al vento: vento, calmati. Invece il Signore ha una preoccupazione diversa.
E se ce l'ha il Signore noi dobbiamo riflettere che il Signore sa quali sono le vere priorità nella nostra vita. La prima cosa che preoccupa il Signore quando noi siamo nella prova è di parlare al nostro cuore nella prova. La prima cosa che il Signore fa, mentre c'è ancora il vento, mentre ancora stanno remando e sono stanchi, mentre ancora stanno faticando e sono in affanno, la prima cosa che fa il Signore è parlare al loro cuore e mettere pace al loro cuore nella prova. E dice il Signore, subito parlò con loro, subito disse loro, coraggio sono io, non abbiate paura. Non dice, coraggio sono io, calmo subito il vento, coraggio sono io, vi do le forze che non avete. Non dice questo il Signore, dice, coraggio, ci sono io con voi, non abbiate paura, quando anche vi vengano meno le forze, io sono con voi, io non vi abbandono. E se anche dovesse essere l'ultimo giorno della vostra vita, se è l'ultimo giorno con me, voi sarete salvi. Questo è il primo pensiero del Signore. Parlare al nostro cuore nella prova. E vogliamo uscire dalla prova. Il Signore vuole che sappiamo che Lui è con noi nella prova. Ci raggiunge e poi calma la tempesta. E poi, o meglio, qui il Signore non fece niente di particolare. Parlò al cuore, salì sulla barca e quando il vento, come se fosse qualcosa di animato, quando il vento si accorse che Gesù era salito sulla barca, come se fosse spaventato egli stesso, disse: non posso più soffiare contro, perché su quella barca c'è una forza superiore alla mia e io posso pure spingere con forza, ma colui che è su quella barca ha una forza tale che tutta la mia forza non prevarrà e quella barca arriverà a destinazione. Mi immagino che sia così, come un cartone animato, dove si vedono il vento che ha gli occhi, la bocca e soffia. Appena vede che Gesù sale sulla barca, dice: è inutile ormai soffiare contro, non ce la posso fare. Appena Gesù salì sulla barca, il vento si calmò. E i discepoli compresero che è bene avere Gesù accanto, sempre. Il vento si calma. Dice Giovanni che addirittura appena Gesù sale, la barca tocca terra. E che il Signore ha la capacità di trasportare anche gli oggetti più pesanti ovunque egli voglia, per farci arrivare a destinazione. Sottolinea Giovanni, appena Gesù salì sulla barca, loro arrivarono alla riva che dovevano raggiungere. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra destinazione vera è avere Gesù con noi. Appena Gesù è con noi arriviamo a destinazione. Appena Gesù è con noi siamo a destinazione. Ovunque ci troviamo, in qualunque prova, anche se l'obiettivo della nostra vita sembra così lontano, se Gesù è con noi siamo già a destinazione. Perché vivere col Signore è essere già nella vita eterna. Vita eterna è questa, disse Gesù nella preghiera sacerdotale, che conoscano te e colui che tu hai mandato. Noi siamo già nella vita eterna se abbiamo Gesù con noi. Ma quante volte Gesù è come se ci dicesse: vai da solo, e noi ci andiamo. Iniziamo a imbarcarci da soli, dicendo: ma Gesù tutto sommato ci ha fatto capire che dovevamo andare. E Gesù ci vuole insegnare che non ci deve essere circostanza nella nostra vita, nessun aspetto della nostra vita nel quale noi ci imbarchiamo senza di Lui, perché le forze ci verranno meno, il vento è più forte di noi, ogni decisione della nostra vita è un imbarcarsi e deve essere un imbarcarsi con Gesù. Ma Gesù ci vede. Se qualcuno si è stancato,
sta venendo meno, perché ha fatto quello che non avrebbe dovuto fare. Il Signore gliel'ha permesso per dare una lezione importante. Se qualcuno si è imbarcato e si sta stancando, perché Gesù non era sulla barca, Gesù ti sta vedendo. Non importa dove ti trovi, quanto sei lontano, quanto sono fitte le tenebre, non importa, Gesù ti sta vedendo. E quando non hai più le forze, sappi che Gesù ti raggiunge presto. Ma da quel momento fallo salire in barca. Non c'è scelta familiare, lavorativa, personale, nella quale il Signore non debba essere con noi e essere onorato, anche negli aspetti più banali, a cui pensiamo che non ci sia alcuna importanza. In ogni cosa Gesù è l'unico che può darci le forze di andare avanti. Il resto sarà uno sprofondare, uno stancarci, ma Gesù ci vede. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare e Gesù era solo a terra. Che questo non accada nella nostra vita, che non ci sia mai un momento della nostra vita in cui noi siamo da una parte e Lui è dall'altra, perché la forza dell'anima nostra è soltanto Cristo Gesù, il Signore. E se qualcuno sente questa mattina che Gesù non è con lui, non è con lei, si faccia coraggio. Gesù è venuto per parlare al nostro cuore e per salire sulla nostra barca. E da quel momento noi raggiungeremo destinazione. Alziamoci in piedi, preghiamo il Signore.